Alzi la mano chi pensa di avere la ricetta dell'investimento perfetto. Oggi anche per il risparmiatore più scrupoloso e informato, muoversi tra tassi di interesse, ricerca di finanziamenti, investimenti sicuri e redditizi e molto altro è un'impresa ardua e non immune da rischi. Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che molte scelte, anche nel campo finanziario e nella vita di tutti i giorni, si basano su modelli matematici spesso inconsci. Professore, le nostre scelte dipendono solo da noi? Allora, noi spesso pensiamo che le decisioni dipendano da noi, ma dipendono in buona parte anche dall'ambiente in cui ci muoviamo, in cui prendiamo queste decisioni. L'istinto ha un ruolo fondamentale. Delle numerose decisioni che prendiamo ogni giorno, la stragrande maggioranza le prendiamo d'istinto e quasi neanche ce ne accorgiamo, e di solito le prendiamo abbastanza bene. Ma in alcuni ambiti invece l'istinto ci porta a sbagliare, ci porta attraverso delle scorciatoie che non funzionano a prendere delle decisioni sbagliate. Ad esempio, appunto, quando uno, non so, supponiamo acquista delle azioni che vanno proprio malissimo, cosa dovrebbe fare? Uno dovrebbe dire: mi è andata male, ho preso magari la decisione giusta, ma poi le cose sono andate male. A questo punto niente, ritiro i miei soldi, realizzo la perdita e me ne vado. Invece tutti noi tendiamo a sperare che le cose vadano meglio, in modo magari insensato, insomma, sappiamo nel nostro cuore che non sarà così, però ci diamo questa speranza, lasciamo i soldi lì fino a quando le cose in realtà vanno ancora peggio, perdiamo ancora più soldi. Come possiamo difenderci da questi meccanismi mentali che abbiamo? Allora, innanzitutto farsi aiutare da qualcuno in gamba che conosce questi meccanismi della nostra testa, che sono istintivi, e anche farci aiutare ad esempio da alcuni meccanismi automatici. Un meccanismo molto semplice, quello dello stop loss, cioè uno imposta qual è la percentuale che sopporta di perdite, in modo tale che quando la mia azione, il mio valore scende del 10%, automaticamente vengono vendute le mie azioni. Ok, ho perso il 10% ma non di più. Ma allora è proprio vero che le nostre scelte dipendono solo da noi? Il tema è stato proposto a soci e clienti del Credito Trevigiano in una serata di informazione molto particolare, in collaborazione con BCC Risparmio e Previdenza. Direttore, un'iniziativa nuova, diversa per il territorio, per i soci e i clienti. Ecco, questo si inserisce nelle politiche del Credito Trevigiano. Proprio così. La banca, con questa iniziativa che parte proprio oggi, si impegna a calendarizzare una serie di incontri nel territorio distribuito, proprio per cercare di migliorare la cultura finanziaria della nostra clientela. Soprattutto in un momento come questo, dove i tassi sono praticamente a zero, il cliente è abituato a cercare rendimenti, a cercare informazioni, a comprare informazioni. La possibilità che viene data a un evento come questa sera è quella di avere questa informazione da parte di operatori specializzati nel settore, che sono in grado di dare una panoramica completa di mercati internazionali e dare degli spunti operativi ai nostri clienti ancora più completi ed esaustivi di quelli che tutti i giorni recepiscono di qua e di là tra le varie forme di comunicazione. Noi cerchiamo di dare dei prodotti che siano etici, che siano prodotti da banca di credito cooperativo, quindi prodotti adatti ai clienti del nostro territorio. Cerchiamo di dare quella cultura che li possa fare anche apprezzare e che poi ci permette anche di avere un rapporto sempre più vicino ai nostri clienti, sempre più trasparente, sempre più aperto. Viene da chiedersi, l'argomento è stato al centro della discussione, se finanza ed etica possano realmente andare d'accordo o quantomeno trovare un compromesso, una mediazione. Oggi si parla di sostenibilità e di rispetto del pianeta come frontiera per recuperare non solo fiducia, ma anche rendimenti sicuri. Si dice che i prodotti etici non rendono, o comunque rendono poco rispetto alle esigenze magari di un cliente. È vero questo stereotipo? Ma assolutamente no, probabilmente noi siamo legati ancora a un'idea abbastanza arcaica di questo mondo e di società, soprattutto quelle che vedevamo qualche anno fa, legate al mondo delle nuove energie sostenibili, l'eolico piuttosto che il solare, che erano aziende che avevano bisogno di aiuti statali per riuscire a rimanere in vita. Oggi all'interno dei portafogli finiscono in realtà che hanno un altissimo contenuto tecnologico con margini che sono spaventosamente alti, quindi un grandissimo valore
favore di queste, grandissima capacità di rinnovarsi, generare utili, ed è vero il contrario, semmai quelle aziende in grado di rinnovarsi e dare delle soluzioni originali, alternative e che fanno bene alla sostenibilità sono quelle che poi premiano all'interno dei mercati finanziari e soprattutto le premiano anche a livello globale in un mondo azionario dove tutto ciò che è mondo tradizionale è andato meno bene rispetto a quello che invece affronta le logiche e le tematiche del cambiamento.